Pronto, chi abbiamo in linea? Fabio! Oh, Jonathan! Buongiorno, tutto bene, grazie Jonathan. Siamo troppo pessi, mare. Siamo consumati, esatto. Direi, Jonathan. Ma che è successo? Intanto sicuramente oggi anche tu a casa, vacanza, non sei andata a scuola oggi, certo, perché poi hai ripreso a frequentare, spero, no? Diciamo Bondi, mare, sì, diciamo immagino. Bondi. Sì, vabbè. Diciamo Bondi, da 1 maggio ancora in giugno, mare. Non avevo dubbi, quindi da quello che ho capito non sei rientrata a scuola, cioè i tuoi genitori ti hanno ritirato e tu non hai voluto sentire di rientrare. Ma non ci siamo più a scuola, male, quando hanno ciavagliari. Siccome buscavamo soldi, mare, abbiamo fatto 8 ciavagli da 7 anni, mare, sono 2 anni ciavagliari. Dovreste uscare coppa, no? Soldi. Sono licenziato, mare, 7 voti da 7 posti, ora stiamo ciavagliando una ciabanna, mare. Complimenti. Ora noi sai che facciamo? Sistemiamo i cubi di Rubik. In che senso, scusa? C'è un sacco di gente, mare, negli anni 80 ci accattava questo gioco, caro Vinno non ho cevato nell'autogrill. L'ho visto. Si chiama il cubo di Rubik. Sì, certo, è un cubo, mare. Ce l'avevo anch'io. Cacciavi 6 colori diversi. Sì. Che quando toccati, mare, è tutto a posto. Esatto. Ma poi dopo 5 minuti, mare, non ci capisci più niente, mare, come tocchi, mare, ti scattiva, ci rivedi. E molti lo ritornano indietro dicendo, guardi, sto coso non funziona. Mare, perché non ci fa una biscella non ci vuole, è un classico. Però noi ora stiamo abissando i cubi. Non ci credo, cioè tu sai ma tu un sito internet, abbessa cubi di Rubik, all'Icamai si dice Jonathan. Jonathan, punto? .it, ho capito, ma non ci crederò mai. Guarda, veramente, con tutto il rispetto, non credo che tu possa essere in grado di fare il cubo di Rubik. Ultimamente, stanno girando situazioni, mare. Sì, non c'è zona, che potremmo abissare il suo cuore, mare, potremmo abissare il suo cuore, mare, troppo bello. No, vabbè, mare, ogni tiro abbissiamo un cubo di Rubik da 28 secondi, mare. Ma sei sicuro oppure sei tu che lo vedi con tutte le facciate uguali? Comunque, mare, abbiamo buscato un sacco di soldi e questo weekend ce ne siamo andati a Amsterdam. Ah, bene! Mare, un'attività, bene. la vita, mare. Come è andata? Che poi credo... io, all'Icamai, c'è Rullo Magic, Andrea e Luca, ci vede il Pino. Ad Amsterdam. E ci vieni magari Pippo Cicchita, mare. Madonna mia. Finalmente ci lo va una inghissatura di vita che ci va romputo. Mamma mia, da 7 mesi. Che sei frattura aveva questo? No, mare, uno che ha di Cicchita sulle ci ne rompi tu, sono bottani, Lo capisco, quindi hanno fatto un'ingessatura di... Sono tutto cose in da vita di ruita, mare, ma che stai schizzato? Hanno fatto un'ingessatura di un certo livello, mi rendo conto. Mare, appena arriviamo, ci dici, mare, no, ma fumare prima di partire, mare. Ma perché, che è successo? Mare, come arriviamo ci dici, ma Carusi, io stai venendo tutti i sciatichini di acqua, mare, Bazzi, allucinante, vireva tutti i sciatichini di acqua, mare, poi dopo, mi dicono che erano mali, mare, era come tipo Venezia, Ho capito. tutti sciati con l'acqua, io pensavo che ero fuoco. No, decisamente no. No. Basta, mare, ne affittiamo una macchina, ci dice alle Camasi, c'è guida tu, che sei l'unico che c'aveva patenti. Lo immagino. No, però, mare, stai attento, mare, vedi che ci sono fatti, che ti pare che hai la banchina, invece è l'acqua, mare. Occhio che casciamo a moggio con tutta macchina. Ma io sinceramente, con tutto il rispetto, insomma, di Allicca Mastice non mi sarei fidato tantissimo. Mare, il primo coffee shop che annunciamo, mare, si filmavo, tiravo un colpo di freno a mano, si fiondavo da India, mare. Mamma mia. Mare, ne sciù capimmanenti, mare, era il cioppo consumato. Non oso immaginare Allicca Mastice con i capelli ricci, guarda. Non da facci ni uno, mare, non c'aveva manco più niente di ossigeno, mare, una goccia di ossigeno, non do sangue. Non ci aveva più, ci aveva fumato, mare, magari venditori di coffee shop. Mare, assurdo, allucinante, mare, anzi allucinato. Certo. Era troppo pesto. Immagino. Attaccava a guidare di macchina, si insippava, mare, quindi, a guidare. Cioè l'avete continuato a fare guidare quel farabutto di Allicca? Mamma mia. Dice, fermiti, mare, che ma stai a Amsterdam. Senti, mare, ti dico, un'attività ci ho passato. Bellissimo, divertentissimo, immagino. Mare, ma spariare in poco. E mi buttava il cinema, mare. Iniziamo tutti i vari cinema. Bene. C'era, mare, la prima, facevano la presentazione di un film che è nuovo, mare. Faccio come ho visto, mi disse che io film più nuovi. Sì, immagino, qual è? Il Principe dei Pessi. Sì. Ora è in programmazione, è famosissimo. Ma non è il Principe dei Persi. Come no? Principe di Persia. C'è scritto già, mare, Prince of Persi, mare, c'era scritto Prince of Persi.
Scusa mia. Devo darti ragione, mi spiace, devo darti ragione. Scusa mia, che oggi l'inglese l'ha masturiato. Beh, ci mancherebbe, Mare, ci mancherebbe. Ma non capiamo niente di più film, Nicolau sonno. Certo. Che voi immaginavate chissà che cosa. Come diciamo di cinema, ma picchia, cominciamo uno che mi dice, ma che ci di Catania? Come? Ma non ci sei, tu di un sì, ma io sogno di Picanetti. Come ti chiami? C'è il catanese ovunque. Ma si chiamava Enzo. Enzo come, scusa? Non ne vuoi dire, solo Enzo. Catanese comunque, Enzo, di Picanello. Enzo di Picanello. Enzo di Picanello. Guarda, chi ne può fare i video di qua? Io dici, io stai qua un sacco di tempo, siamo un gruppo di amici, che stiamo qua, abbiamo negozio. Guarda, stasera vi porto alla via del sesso, mare. Ma come? Certo, una via del sesso, che è ci tipo mancherebbe. Una Catania però è più bello, va. È una Catania però più bella. È una specie di Catania mare, però è più bello, che vicini, mare. Bene. Tu già si dal negozio, ti picchi i gettoni, mare, cioè si nella stanza. Fantastico. Ci metti i gettoni, si rapina finestra, mare, c'è una che ci sposta, bello. E non voglio sapere il resto, va bene, comunque. Va bene. Lì dice, come visto chi da che ci spugliavo, ci voleva ir, mare, d'inconcio, guarda, immagino una distata a mare. Sul petto, andava una distata a Doviccio, che chi tutto negozio ci dissi che forse abbattivo un record di Cruyff fino a 74, mare. E se lo dice lui, ma c'è allucinante. Fantastico. Cioè i capelli che prima erano diventati ricci sono diventati improvvisamente lisci poi. Mare, Enzo a un certo punto quando usciamo di gioco chiamava l'amico ma sempre di Picanello, ci ho pascioppiato, c'era uno ci ho pascioppiato. Ci dici, mare, come ti chiami? Mi dici, non mi ricordo, mare. Amico, sono giocato da 87, mare, non mi ricordo come mi chiamo. Sapete soltanto che è di Picanello e che è ad Amsterdam dall'87. E quindi vediamo, amici di tale ragazzo che nel 1987 si è trasferito a Picanello. Indossa un giubbotto della Caronte. Se siete in ascolto, ancora col giubbotto della Caronte. Ma indossava un giubbotto della Caronte? Sì. Un paio di jeans, mare. Non lo so come devo descrivere, male, cioè, hai capito chi ti fatti il codice di cristallo, male? Ho capito. Poi dall'87 ora avrà un'età, voglio dire, esatto. In quel modo, insomma. Esatto. Se qualcuno lo cerca, ecco, sappiate, è ad Amsterdam. Mare, chi sono ci dice lì Camassi, dice, mare, però io sembri questi carusi nei vicini che ne può toccare. Mare, ci porti in un posto di chi di belli. Dove puoi toccare? Mare, c'è sempre un puttana, un dangleb. Mare, chino di figli, mare. Mare, chi sei in una discoteca, mare, che ci sono più figli di mascoli. Mare, c'è sempre, si vuole caccia, camo sicuro. Allì Camassi dice, mare, si buttava Pippo Cicchita. Sì. Pippo Cicchita è tipo l'accezione del gruppo, capisci? Ho capito. Ho fatto capire Cicchita, mare, tu quando ci muovi, con quello specchiamento del Cicchita, sai, no? Che ti do Playboy. Quando balla. Quando tu balli, mare, per fare la partita Playboy, poi mi Cicchita, no? E tu già andavi perciò capisci, ci vedi naturali. Dove sono quelle? Mare, Playboy preciso. Cioè quando dicono alzate le mani, lui fa un figurone. No, mare, con di Cicchita, mare, sei chi è, numero uno. Basta, mare, chi sta a un certo punto a sto club si avvicina uno, dici, ragazzi che fa? Lo rullo uno, ci dici, mare, ma che domande fai, mare? Ma che ti pare che ti dicevo? No, mare, a rulli di magari tu, che siamo a Saica. Mare, a rullavo, so qui che arrivavo alcol, mare, a pioggia. No! Poi, mare, sai citano due femmini. Mare, una che hai capito russo, fiamma, mare, proprio fuoco. Rosso tipo Ferrari. Mare, ne pareva Jessica Rabbit, mare, troppo bella, ci dici, mare. Dice, non mi c'è sto coniglio, Facci vedere il coniglio. A un certo punto chi da bionda, perché c'era magari chi da biondo platino, dice lì Camassi dice, vieni con me. Ma è sciuputato un bagno, a lì Camassi dice. Proprio lui. Ma tu l'hai visto mai a lì Camassi? No, ma lo immagino però. Non si può tagliare. Cioè quello stesso che aveva battuto qualche minuto prima, quindi quest'ora era impresentabile. Allucinante, mare. Con i capelli ricci. Sciuputato un bagno, ma dopo 5 minuti precisi, mare, 5 minuti. Uscivo a lì Camassi dice che stava schifo, mare. Dice lì Camassi dice, chi fu? Mi dici, mare, chi è come me cucino, mare. Lì Camassi dice, cucino quello fatto, vabbè. E quindi purtroppo così, presi dalla notte, presi un po' così dall'euforia. Non solo voleva sciupiare, infatti voleva i soldi, mare. Era un grande pagamento, mare. Certo, infatti. C'è un bello, comunque ne divertiamo, mare. Sono contento comunque del fatto che vi siate divertiti, un po' meno per il modo in cui vi siete divertiti. Devo comunque, essere mare, sincero. posso fare un appello? Fai un appello, vai. L'appello è a Rullo Magic, sì, vai. Rullo Magic, diciamo Amsterdam.
Come mai? Nulla Magic, se stai ascoltando questa trasmissione che ti sei svegliato del coma via internet. Pare, ti abbiamo lasciato il biglietto dell'aereo sotto il cuscino. Ciao Nulla Magic, all'incomatici si c'è pupesso.